È una maturità degli enti locali, sono venuto qui proprio a ringraziarli perché l'elemento della mobilità è un elemento determinante. L'assessore regionale alla salute Riccardo Riccardi è intervenuto alla presentazione di Ti portiamo noi, la cura inizia da casa. Il servizio sperimentale gratuito di trasporto sanitario flessibile per gli over 65 attivato negli 8 comuni della comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale. Alla conferenza stampa, che si è svolta nella sala consigliare di Pontebba, erano presenti il primo cittadino, nonché il presidente della comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale, Ivan Buzzi, insieme agli altri rappresentanti istituzionali e delle aziende coinvolte nell'operazione. Il servizio prevede l'iscrizione all'elenco dei beneficiari presso il comune di residenza. Una volta iscritti, gli stessi potranno prenotare il trasporto tramite un numero dedicato, secondo modalità pensate per essere accessibili anche a chi ha minore dimestichezza con gli strumenti digitali. Il trasporto è rivolto a persone over 65, autosufficienti, temporaneamente senza mezzo o con difficoltà a recarsi presso i poli sanitari. L'iniziativa si inserisce nella strategia nazionale per le aree interne ed interesserà gli 8 comuni della comunità di montagna, Canal del Ferro e Valcanale. Io mi auguro che questo, ogni volta che incontro gli ambiti dei comuni, questo è il ruolo del comune, non è stabilire dove si fa un intervento chirurgico o dove si mette una TAC. Quello è compito della programmazione sanitaria che è in capo alle aziende sanitarie. Il compito dei comuni è quello di agevolare le condizioni, manifestare preoccupazione o dissenso se ci sono delle cose che non funzionano, ma non intervenire nella gestione come è accaduto per troppo tempo.